Boom, 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 boom. Prima t'amerò nella vita tornerò. Come prima ti amerò. E buongiorno, 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 buon inizio di settimana, buon lunedì. E siamo al 23. Mamma mia, come passa il tempo, come passa il tempo. È una buona giornata da Barletta Vest e chi vi parla è sempre lui, un fils de turn, l'Elluris, che vi augura sempre il meglio del meglio tutti quanti voi. Buona giornata, buon inizio di settimana. Oggi ci siamo svegliati con la pioggerellina. Otamo, diventaiso alla pace. E allora, buongiorno. Siamo all'ultima settimana. Diciamo che lunedì prossimo è 30. Lunedì è 30, finisce il mese e qui passa il tempo, ragazzi, qui passa. Che sarà? Ma che sarà della mia vita? Che sarà? Siamo al mare, l'estate se ne va. Che peccato. E niente, dopo la disfida c'è la sfida per cosa? Che noi da oggi iniziamo una nuova settimana. Nella nuova settimana ci sono tante novità. Mi sa tanto che sabato prossimo ci sarà la notte bianca, non è ancora ufficiale, non lo so se ci sarà ancora, però noi sappiamo che di sicuro che alla chiesa San Giacomo si festeggerà San Michele, perché il 29 domenica è la festa di San Michele, Arcangelo Raffaele, Gabriele, è una sfilza di nomi. E saremo ospiti noi di Don Sabino, noi gli amici di Barletta Vest. Ci sarà uno spettacolo come quello che lo facciamo tutti gli anni. Non so a chi devo contattare dei nostri amici. So certo che verrà la palestra, gli amici della palestra di Dania, poi ci sarà Alfredo, ci sarà Peppino Di Benedetto, ci sarà un altro amico cantante, e poi c'è Pasqualino. Grazie per le noccioline, Pasqualino, che sono la tua scimmia che mi dai le noccioline? Pasqualino, mi hai fatto portare le noccioline, che sono la tua scimmia? Ciao Pasquale, un bacione. Che bello il mare, che bello il mare d'inverno. Oh ragazzi, scusate per la voce, ma non è colpa mai, Manneggio diavolo. Ciao Vicky! Tutto a posto Vicky? Ah, che bello, che spettacolo ragazzi, vedi che bellissimo, vedendolo dal telefonino, mamma mia che bello. Ciao a Di Cataldo Sabino, che stava a Barletta e non ci siamo visti.
a me non si blocca, si vede che a te, la tua connessione, non so se si blocca gli amici, io vedo che non si blocca, non so, che vedo che stanno interagendo le persone, quando interagiscono significa che va bene, Vicky, molto probabile è la tua connessione, perché purtroppo quando hai a che fare con internet è così. E lo so, ragazzi, purtroppo non è colpa mia, mannaggia, quando abbiamo a che fare con queste tecnologie. Ciao Pachi Hernandez, ciao. Ho visto anche Jacobone Michele, Enzo Pignatelli, ciao ragazzi, grazie per la vostra sempre presenza, la vostra presenza è sempre gradita. Sì. Un saluto a tutti gli amici che lo vedranno dopo il buongiorno, perché molta gente sta lavorando. Buona giornata a qualsiasi ora che lo vedete, il buongiorno, buon appetito, buonasera, perché c'è gente che quando lo può vedere lo vede, perché c'è gente che sta già a lavorare, gente che sta a dormire, che ha fatto la notte. Io vorrei salutare tutti, ma veramente tutti i panettieri di Barletta che danno il pane a tutta la nostra città. Grazie per quello che fate, è un lavoro sacrificante, come il lavoro del cameriere, del cuoco, di chi cucina, di chi lava, di chi fa qualsiasi lavoro, è un lavoro che è molto pesante e molto impegnativo, il lavoro che parla di mangiare, di cucina. E so i sacrifici che si fanno, specialmente quelli che lavorano il sabato, la domenica, le feste. Il mio pensiero va a voi amici, purtroppo è un lavoro, e il lavoro bisogna onorarlo sia nel bene che nel male. E poi io so che chi lavora in questo settore lo fa con amore, con il cuore, e si diverte pure a lavorare. E questa è una cosa che io veramente ci tenevo a dirla, perché vedo che tanta gente lavora e qualcuno non viene neanche pagata a dovere, e a me dispiace questa cosa. E niente amici, questa qua non sa cosa deve fare, perché c'è il camion delle Montisias. Beh ragazzi, io dai faccio un altro giro, dai, andiamo a trovare il nostro papà, dai, che il nostro papà molta gente lo vuole vedere, almeno vederlo. Forza ragazzi, forza, non vi preoccupate, anche se lunedì è sempre una gran bella giornata, perché quello che odio di più non lo so, ma è così, odio il lunedì. Ma io poi non l'ho capito perché tutti quanti odiamo il lunedì. Io sono convinto che se vai a parlare con i parrucchieri non lo odiano il lunedì, anzi, saluto i parrucchieri che il lunedì fanno festa. La disfida è andata via, e la buona educazione non manca mai, Barletta si fa sempre distinguere da queste cazzate proprie, chi occupa il posto con la borsa, vabbè dai. Ecco il nostro papà, ciao ragazzi, ciao Are. Dicevo,
da 3.200 posti al certame c'erano 4.000 persone, delle 4.000 persone 800 erano gratis. E allora di che cosa stiamo parlando? Allora la prossima volta, caro organizzatore, fate i biglietti numerati, li vuoi dare gratis, ma numerati, ma non perché uno che deve pagare e non deve assistere al certame. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Dai ragazzi, su, che la gente paga e deve avere il suo spettacolo in pieno. Va bene, io mi sento e io vi auguro una gran bella giornata, un gran bel lunedì, una gran bella settimana, con tutto il cuore, da Barletta Vest, Lello il Rosso che va a lavorare e vi augura il meglio del meglio. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, Barletta e a Vest.